pagina 30 di 30 del campionato di Serie A di futsal, ad ospitare un Benevento ormai retrocesso in Serie A2 Elite negli ultimi 40 minuti stagionali. C'è la Fortitudo Pomezia che gioca per mantenere l'imbattibilità casalinga. Squadre in campo, noi pronti per partire. È tutto pronto, manca solo l'ok della terna che arriva ora. Primo pallone gestito dalla Fortitudo col tocco di Lugero su Michelangelo, 1-2 tra i portoghesi. Primo tentativo e riparte subito Titon, sfidato Mentasti che non lo lascia passare. Tocco per Michelangelo, scarico, ancora Cutrupi, chiede l'1-2 al 14, preferisce imbucare, c'è Titon, poi ruleta di Michelangelo che va sul mancino. Serve il guizzo di Lielmi a negare il gran gol al portoghese. Rivediamo la ruleta su Arvonio, poi il tentativo deviato, molto veloce, poche interruzioni, anche perché il parziale dice ancora 0-0. Dudu, sfidato Lolo Suazzo, entra sul destro, Lugero, sponda e poi Dudu! Incrocia sul secondo palo, battuto Lielmi, è passata avanti la Fortitudo. Col gol di Dudu, il secondo consecutivo, dopo quello all'Eco City. Alla meglio la difesa della Fortitudo, Michelangelo, Lugero, tocco non deviato secondo l'arbitro, allora gioca il Benevento con Titon che sfida Mentasti. Titon proprio da Pastore, controllo orientato e sinistro, tocca Gattarelli, angolo Benevento. Colletta sul movimento di Titon, di prima intenzione batte Gattarelli, ha pareggiato il Benevento col gol di Titon. Gattarelli di prima, la palla passa in qualche modo, Lugero Lopez, suolata Diaghigno, altro palo del numero 10. Bolonnino rischia, poi Diaghigno tocca per Lugero Lopez, gol facile facile e di nuovo avanti la Fortitudo dopo il pasticcio difensivo di Bolonnino. Diaghigno con l'assistenza per Lugero Lopez, arriva da Lugero, poi Dudu verso il secondo palo, Lielmi e poi Lugero Lopez, doppietta personale a coronamento di un'azione magistrale della Fortitudo, conclusione potente e 3-1 per la Fortitudo. Colletta devia ma non inquadra la porta, Mentasti lo sguardo al cronometro, ferma il pallone e si indirizza verso lo spogliatoio. Arriva ora il fischio, termina 3-1 la prima frazione tra Fortitudo Pomezia e Benevento. Il primo possesso sarà gestito dagli ospiti, Titon la muove per Colletta, è ripartita Fortitudo Pomezia Benevento con Josema, palla su Lugero, suolata, Cutrupi, sterza, Cutrupi col mancino, bacio al palo e gol del 4-1. Fa tutto a memoria la Fortitudo. Ancora per il 17, pressione di Lugero, rischia di perdere la Josema, Lugero anche prima di Lielmi, sterzata, Lugero dentro da Cutrupi, 5-1 Fortitudo. Rivediamo il gran lavoro di Lugero Lopez, prima con la pressione su Josema, poi con il dribbling su Lielmi e doppietta anche per il numero 16, massimo vantaggio Fortitudo, più 4 sul Benevento che ora va col portiere di movimento e segna il gol del 5-2 facendo infuriare Angelini. Palla che passa sotto le gambe di Gattarelli, difesa molle della Fortitudo e Arvonio batte Gattarelli, 5-2. Splendido poi Dudu, scodella per Cutrupi, a gamba per andare Gattarelli ancora una volta di là, Gattarelli, gol del 6-2 meritatissimo per il numero 4. Fiocchetti allora deve essere rapido a lanciare Lugero Lopez, tripletta per Lugero
assist per Fionchetti che bagna il suo esordio così. Applausi più per lui che per Lugero. Rischia un po' nel traffico, trovato Dudu che non riesce a controllare, allora Titon, Volonnino sposta e calcia, pallone sotto la traversa, gran gol di Volonnino, non può nulla Fionchetti, segna nuovamente il Benevento col gol del capitano, davvero una bellissima rete. Volonnino, ancora Josema, Lolo Suazo, palla verso il secondo palo Arbonio, scappato alle spalle di Dudu, stavolta fa gol, quarto gol di giornata del Benevento, 2:46, riduce ulteriormente il gap squadra di Scarpetti, 7-4 ora il parziale. Entrò anche Carpentieri nel Benevento, classe 2007, anche lui. Fionchetti con i piedi alza verso Cutrupi, prima di Ielmi con la testa, altro assist per Fionchetti che va bene sia con le mani che con i piedi, altro abbraccio e complimenti per il numero 1 della Fortitudo. Ancora Lolo Suazo, trovato Titon col destro, Gattarelli prima poi Verbeni, guarda la porta Verbeni sul buco di Lolo Suazo, gol all'esordio per Davide Verbeni, abbracciato da tutta la Fortitudo, gol con dedica al suo mister Fabio Di Melchiorre. Volonnino sposta, Volonnino calcia, battuto Fionchetti, è la festa del gol a Pomezia, 9-5, destro di Volonnino sul primo palo, De Figlio che la perde, allora 3 contro 1, Cutrupi di là per Michelangelo, sterza di nuovo, torna da Cutrupi, game set match, 10-5 per la Fortitudo, ancora in gol Cutrupi sull'assist di Michelangelo a 5 secondi dalla fine, mette il sigillo alla gara del Palalavenium. Titon la ferma, 3 secondi, arrivano gli applausi, titoli di coda, adesso è ufficiale, la Fortitudo approda ai playoff per la prima volta nella sua storia, battendo nell'ultima giornata di campionato il Benevento, già retrocesso in A2 Elite, con il risultato di 10-5.